di un treno merci esce dai binari e si scontra con un altro locomotore, paura a Vedelago, macchinisti salvi ma danni ingenti e linea ferroviaria chiusa tra Treviso e Castelfranco. Rimane schiacciato da una pressa in azienda, gravissimo operaio 23enne di Nervesa della Battaglia, l'incidente ieri sera a Spresiano. Anziani al volante, l'incremento degli incidenti che vedono coinvolti over 70 ha spinto la Polstrada di Treviso ad organizzare corsi di aggiornamento specifici. Migranti piazze divise a Treviso dai gazebo della Lega per raccogliere firme e sostenere Salvini alla catena umana dell'Italia che resiste. Fa discutere la proposta shock di Italia Nostra a Treviso, trasformare dimore storiche come Villa Emo in grandi negozi o ipermercati sul modello del Fontego dei tedeschi a Venezia. Cuccioli di bulldog importati dalla Romania scoperti dalla polizia di Treviso dentro un furgone, denunciati conducente ed acquirente. Niente regali per i 50 anni di nozze, una coppia di Nervesa ha deciso di raccogliere offerte per la montagna devastata, il grazie ed il plauso di Zaia. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. In primo piano l'incidente ferroviario di questa mattina ad Albaredo di Vedelago. Il vagone di un convoglio merci è uscito dai binari scontrandosi con il locomotore che stava sopraggiungendo sul senso opposto. Disastro sfiorato, fortunatamente nessun ferito ma danni ingenti e pesanti disagi alla circolazione ferroviaria sulla linea Treviso-Castelfranco. Sentiamo. Ecco il vagone deragliato che ha rischiato di provocare un disastro ferroviario questa mattina tra Albaredo e Istrana. Fa parte di un convoglio merci lungo quasi mezzo chilometro che stava transitando da Treviso verso Vicenza. A causa con tutta probabilità di un cedimento strutturale, come si vede uno dei carrelli uscito dai binari. Un deragliamento che è proseguito per oltre 2 chilometri con una delle ruote sopra il ciottolato e l'altra che saltava lesionando in parte il binario e totalmente centinaia di traversine in cemento. Ma il cedimento ha anche provocato il disallineamento del cassone soprastante, con l'angolo vivo micidiale che verso le 5:30 di questa mattina è impattato con questo locomotore che sopraggiungeva con un altro convoglio merci verso Treviso. Un impatto laterale violentissimo che, come si vede, ha piegato i potenti paracolpi del mezzo, che comunque si sarebbe anche in parte alzato in corsa per poi rientrare sul binario e fermarsi qualche centinaio di metri più avanti, mentre gran parte dei vagoni in coda continuavano ad impattare col cassone deragliato che nel frattempo si era fermato. Sceso visibilmente scosso il macchinista italiano del locomotore colpito, mentre l'altro conducente, un cecoslovacco, si precipitava sul punto dell'impatto per assicurarsi che non vi fossero vittime o feriti. Linea immediatamente disattivata e bloccata in ambo i sensi, con Mobieri di Castelfranco, personale Trenitalia e Polfer sul posto per stabilire le cause, programmare i recuperi e quantificare i danni. Io credo che avremo sopra il €1.000.000. Si parla, diciamo, il deragliamento però è stato lungo, nel senso che... Sì, il percorso fatto dal carro fuori della sua normale sede di marcia è stato abbastanza lungo, ha superato i 2 chilometri. Indagini in corso per stabilire le cause del cedimento per un convoglio proveniente dall'Est Europa con relativi dubbi sulle manutenzioni programmate. Un disastro evitato anche grazie alla tecnologia. In quel tratto la tecnologia come ha agito? Beh, ha agito perché ha fatto sì che rompendosi la condotta dell'aria il treno si è bloccato, il treno quello che aveva il carro sporgente, e l'altro ovviamente sentendo il rumore delle lamiere che si toccavano automaticamente ha un sistema di blocco e il macchinista l'ha bloccato. Per il comandante Bortoletto un congedo dal servizio difficile da dimenticare. L'ultimo giorno di lavoro con deragliamento. Sì, purtroppo la fortuna mi assiste. Ed RFI fa sapere che prevede di riattivare lunedì prossimo, 4 febbraio, la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Treviso e Castelfranco che appunto a causa dell'incidente è stata sospesa alle 5:15 di questa mattina. 60 tecnici di RFI e Trenitalia sono al lavoro ininterrottamente per ripristinare l'infrastruttura ferroviaria che è rimasta danneggiata. Per tutta la giornata di domani, domenica 3 febbraio, i treni regionali
regionali saranno sostituiti con bus tra le stazioni di Treviso e Castelfranco e saranno potenziati anche i servizi di assistenza nelle stazioni interessate. E proseguiamo con la cronaca perché c'è stato un grave infortunio sul lavoro a Spresiano, schiacciato da una pressa e ricoverato in gravissime condizioni un operaio 23enne di Nervesa della Battaglia. Sentiamo. Il grave incidente sul lavoro è accaduto qui, nella zona industriale di Spresiano, all'interno di un capannone della ditta Volpato. L'operaio, mentre stava lavorando quasi a fine turno, è stato schiacciato da una macchina per la realizzazione di componenti per la cucina. La vittima di questo incidente sul lavoro è un giovane operaio di 23 anni, Davide Refrontolotto, di Nervesa della Battaglia. Il fatto è avvenuto venerdì sera intorno alle 21:30 all'interno dell'azienda Volpato di Spresiano, specializzata nella produzione di componenti per l'industria del mobile. Il giovane ha riportato un grave schiacciamento toracico, tanto che i colleghi, subito intervenuti in suo soccorso, hanno dovuto persino praticargli il massaggio cardiaco per poi lasciarlo alle cure del suo M118 che lo ha successivamente trasportato in condizioni critiche all'ospedale Cafoncello di Treviso, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione. Ancora tutta da chiarire la dinamica dell'incidente. I testimoni e i colleghi di lavoro saranno ascoltati anche nei prossimi giorni per capire se l'infortunio potesse essere evitato. Quello che si è saputo nella tarda serata di ieri è che l'operaio stava lavorando su una pressa per la realizzazione degli zoccoli dei mobili quando è rimasto schiacciato dal macchinario. A causa del trauma gli è mancato il respiro, rimanendo incastrato nella struttura. Sul posto per gli accertamenti sono infine giunti gli ispettori dello Spisal, dell'ASL 2 e i carabinieri di Spresiano. Il macchinario aziendale sarà invece posto sotto sequestro per fare chiarezza su quanto accaduto. E tragedia ieri sera a Preganziol, dove un trentenne di nazionalità cinese è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada. Il tragico investimento nella frazione di San Trovaso. Stava attraversando la strada per andare a casa di rientro dal lavoro quando è stato falciato da un'auto. Tragico investimento ieri sera alle 20 a San Trovaso di Preganzioli, in via Franchetti. Morto sul colpo un trentenne di origini cinesi. Abitava con la moglie ed un figlio di 6 anni a 2 passi dal luogo della tragedia, davanti alla pizzeria, all'antico Cason. Nel piazzale, dietro il locale, c'è il laboratorio che l'uomo gestiva assieme ai familiari. La tragedia all'ora di cena. Era buio, pioveva, la visibilità scarsa e l'asfalto viscido. L'auto condotta da un quarantenne che procedeva in direzione Terraglio non è riuscita ad evitarlo. Dai primi accertamenti pare che il pedone stesse parlando al cellulare e forse proprio questa distrazione si è rivelata fatale. Nonostante i soccorsi, per il trentenne non c'è stato nulla da fare. Si tratta del terzo grave incidente a Preganziol nel giro di pochi giorni. Lunedì scorso uno studente di 16 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un camion sul Terraglio. Il 7 gennaio una ragazza di 19 anni era stata investita sempre sul Terraglio a San Trovaso. È morta dopo 3 giorni d'agonia. Anziani al volante, l'incremento degli incidenti che vedono coinvolti over 70 ha spinto la Polizia Stradale di Treviso ad organizzare corsi di aggiornamento rivolti proprio agli automobilisti meno giovani. L'episodio dell'84enne che l'altro giorno ha imboccato contromano la tangenziale di Treviso percorrendo diversi chilometri sulla carreggiata sbagliata riporta in primo piano la questione degli anziani alla guida coinvolti in incidenti o situazioni pericolose. I dati della Polstrada confermano il problema. Nel 2017 su 1010 incidenti rilevati nella Marca, 262 hanno visto coinvolti ultra settantenni e dei 24 morti nello stesso anno ben 10 avevano più di 70 anni. Nel 2018 la situazione è migliorata, 225 over 70 coinvolti su 1051 incidenti. Purtroppo però il fenomeno esiste, rappresenta ancora un 20% almeno dell'incidentalità complessiva, il che è un dato alto perché ovviamente il 20% non rappresenta la quantità di persone ultra settantenni che guida, quindi vuol dire che in proporzione ci sono più incidenti che riguardano questa categoria di utenti rispetto agli utenti più giovani. Per questo, in collaborazione con l'INAIL, la Polizia Stradale di Treviso sta organizzando una serie di incontri d'aggiornamento sulla sicurezza stradale rivolti proprio agli automobilisti over 70.
grazie al coinvolgimento di Confcommercio e Confartigianato, che stanno cercando di riunire platee di questo genere di conducenti, proprio perché noi possiamo fornire loro nozioni e consigli sulla sicurezza e sull'educazione stradale. Ricordiamoci che nell'arco degli ultimi 50-60 anni ci sono state delle modifiche al codice della strada e soprattutto alla cartellonistica e alla infrastruttura viaria che chi ha preso la patente in quegli anni non può conoscere. Corsi d'aggiornamento dunque, perché se è vero che la patente di guida ordinaria ha un range di controllo che varia a seconda dell'età, dopo i 50 anni il rinnovo va fatto ogni 5 anni, dopo i 70 ogni 3 e ogni 2 anni dopo gli 80, non sono previsti incontri di formazione per gli anziani, corsi che sarebbero particolarmente utili, come confermato dall'ultimo caso della tangenziale imboccata contromano dall'84enne. Il suo stato di semi-shock nel momento in cui ha realizzato evidentemente quello che stava accadendo ci dà la misura del fatto che poi, se opportunamente sensibilizzati, probabilmente anche loro trarrebbero grandi benefici da queste iniziative, quindi cercheremo assolutamente di portarle a termine, ma sono in definizione proprio queste iniziative per il mese di febbraio. Treviso lascia il circuito antidiscriminazioni di genere, reazioni non solo da parte del coordinamento LGBT ma anche dal sindacato. La Lega però difende la scelta. La rete ready è quella cosa che ti accorgi di avere nel momento in cui la butti via. Riccardo Barbisan, capogruppo della Lega ai 300, è tra i caldeggiatori della rinuncia da parte del Comune di Treviso a far parte della rete nazionale delle pubbliche amministrazioni antidiscriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere. Circuito marcatamente politico targato Partito Democratico, secondo Barbisan, e quindi puramente di facciata. È inutile perché sempre più amministrazioni si allontanano da questa rete che ha sempre meno consistenza. Anche recentemente anche la città di Pisa si è tolta, la regione Friuli Venezia Giulia si è tolta, a questa rete partecipano poche città di sinistra che vogliono utilizzare un tema per il proprio consenso personale. Da qui la decisione dell'amministrazione di centrodestra di sfilarsi per puntare su altro, famiglie ed educazione tradizionali. Questo non è che lo vogliamo noi, lo vogliono i cittadini, lo vogliono le famiglie, che ritengono che sia la famiglia il luogo deputato all'educazione dei figli e non sia la scuola il veicolo per teorie o idee diverse rispetto a quelle che ogni genitore è libero di dare al proprio figlio. Ma da più parti la decisione viene criticata. Piccoli pillon crescono, attacca Luigi Calesso di Coalizione Civica, accostando il sindaco Mario Conte al leghista promotore del Family Day. Parla di scivolone del sindaco anche Sara Pasqualin della segreteria della CGIL. Da parte del coordinamento LGTBE di Treviso c'è grande preoccupazione. Ci fa sembrare di poter tornare in quei tempi bui in cui la città di Treviso era famosa per essere una città omofoba, con dichiarazioni anche pubbliche di un certo tipo. Il coordinamento ha chiesto un confronto diretto con il sindaco Conte. Il problema delle discriminazioni di genere nelle scuole, dicono, non è secondario. Penso per esempio ai fenomeni di bullismo che ci sono anche di stampo omofobico, e avere un'amministrazione che ne tiene conto e che quindi dà degli strumenti a genitori e insegnanti per aiutarli nella risoluzione di una problematica conflittuale di questo tipo può essere una cosa utile per tutti, ragazzi compresi. Quasi 300 firme in un paio d'ore sono quelle raccolte questa mattina nei 3 gazebo allestiti a Treviso dalla Lega per invitare il suo leader Salvini, a rischio processo per la vicenda Diciotti, a non mollare. Una raccolta firma è a favore del ministro Salvini e a favore della sua politica che tende a difendere i confini nazionali dall'invasione che avevamo di clandestini. Varco Manzoni, Santa Maria del Sile e Santa Bona. A Treviso, come in molti altri comuni della Marca e dell'intero territorio nazionale, militanti del Carroccio e non, mobilitati per dimostrare con la propria firma la solidarietà e il sostegno al loro leader e ministro dell'Interno Matteo Salvini, che potrebbe essere chiamato a rispondere di sequestro nel caso della nave Diciotti. È una cosa assurda che un ministro che ha difeso, ripeto, gli interessi nazionali rischia di andare sotto processo e rischia una condanna da 3 a 15 anni solo per aver fatto il suo dovere.
Oggi in poche ore abbiamo raccolto in circa 2 ore e mezza quasi 300 firme di solidarietà di cittadini trevigiani e domani replichiamo con altri 3 gazebo nel comune di Treviso. Giornata come questa, uggiosa, nebbia, 2 gocce di pioggia, non facciamo nulla, la gente si ferma, ci dà sostegno, porta il sostegno al nostro segretario. Domani si replica a Selvana, Monico e in via Sant'Antonino. Questo mentre anche a Treviso sono scesi in piazza i sostenitori del movimento L'Italia che resiste a favore di un'accoglienza umana dei migranti. Viviamo in democrazia, quindi ognuno porta avanti le proprie idee in maniera civile e democratica, c'è spazio per tutti. Una catena umana per dire no all'intolleranza e al razzismo, contromanifestazione che è andata in scena oggi a Treviso davanti alla sede del comune. Unire le mani per essere solidali, per accogliere, non per respingere. Mano nella mano, senza pregiudizi, hanno formato una lunga catena umana. È la conclusione della manifestazione L'Italia che resiste, svolta anche a Treviso come in tanti comuni italiani. Nonostante la pioggia, più di 250 persone si sono ritrovate davanti a Cassugana, si sono ritrovate le associazioni, i cittadini e tutte le realtà che vivono, a detta loro, con profondo disagio le scellerate politiche del governo in materia di immigrazione e integrazione. Un'Italia che resiste a cosa? L'Italia che resiste alla tentazione di scaricare sui più deboli i problemi, le responsabilità che non sono loro. Oggi i più deboli sono i migranti e su di loro si cerca di scaricare le responsabilità di una crisi economica, di una mancanza di reddito, del precariato. Credo che dobbiamo continuare su questa strada, questo governo non può parlare in nome nostro, noi non siamo d'accordo. Non possono nascondere le mancanze delle loro politiche di carattere economico-sociale dando la colpa ai migranti. Nessuno lo dice, ma sono più i giovani che vanno all'estero rispetto alle persone che arrivano nel nostro paese. Questo non vuol dire banalizzare il tema, questo vuol dire volerlo risolvere, anche perché noi crediamo in una società in cui non prevale il forte rispetto al più debole, ma una società che ha al suo fondamento i valori della Costituzione italiana. Io penso che a un certo punto le coscienze si muovono e quando mio figlio mi chiederà papà ma tu cosa facevi in quel periodo? Beh, io sono sceso in piazza per dire che le cose non mi andavano bene. C'è un limite, possiamo porci tante domande su come si gestiscono le cose, ma poi c'è un limite. Per dire insieme che noi vogliamo un'Europa di diritti per tutti e di dignità per tutti. Lo spirito dell'iniziativa, l'Italia che resiste, hanno spiegato gli organizzatori, è quello di resistere alle scelte inumane di chi vorrebbe lasciar morire in mare coloro che scappano da guerra, fame e povertà, di chi interrompe i percorsi di assistenza e integrazione, di chi istiga all'odio e alla xenofobia, dimenticando i valori di accoglienza e convivenza civile. Se ci lasciamo prendere dall'indifferenza, dalla chiusura, se non riconosciamo più la sofferenza dell'altro, vuol dire che è morto qualcosa dentro di noi, stiamo perdendo la nostra umanità. È morto a 55 anni il nostro ex collega Roberto Paris, volto noto dell'informazione e della ristorazione trevigiana. Lutto ad Antenna 3, si è spento nella notte alla casa dei Gelsi il nostro ex collega Roberto Paris. Aveva 55 anni e da tempo combatteva contro un tumore. Aveva iniziato a lavorare ad Antenna 3 giovanissimo negli anni 80 come tecnico, quando la sede dell'emittente era ancora all'ultimo piano del grattacielo di via Pisa. Poi, dopo un'esperienza romana alla produzione di programmi nazionali, era tornato ad Antenna 3 a cavallo degli anni 2000. Dopo alcuni anni nei quali ha ricoperto anche l'incarico di direttore della struttura tecnica, la decisione di cambiare completamente settore e dedicarsi assieme alla moglie all'altra sua grande passione, la cucina, un settore nel quale era riuscito a farsi apprezzare e conoscere in tutta la Marca con la gestione dell'osteria di Conscio e poi del Bean Bar in piazza San Vito a Treviso. Oltre che per le sue doti professionali, lo ricorderemo sempre e soprattutto per la sua allegria, il sorriso e la battuta sempre pronta ed arguta in ogni situazione. Roberto Paris lascia la moglie Ivana ed i figli Selina ed Edoardo. La data dei funerali non è ancora stata fissata. And she's buying the stairway to heaven. Minacce di morte al presidente di Piave Servizi Alessandro Bonet. Lui
stesso a denunciarlo sul suo profilo Facebook. Pochi giorni fa scrive: un episodio che mi ha lasciato fortemente amareggiato. Ho ricevuto un messaggio da parte di un utente che augurava la morte alla mia famiglia, accusandomi di furto e mala gestione delle risorse aziendali. Ritengo quantomeno eccessivo che si arrivi a insulti di questo peso, soprattutto alla luce di quanto è stato fatto per i nostri cittadini. Ricoprire un ruolo, continua Bonet, significa sicuramente prendersi determinate responsabilità, ma anche essere consapevoli. Piave Servizi ha ottenuto dall'autorità per il biennio 2018-2019 una riduzione della tariffa pari al 12% ed ha regolarmente reinvestito gli utili in tecnologie ed opere strutturali che consentono un costante miglioramento del servizio erogato. Sono sempre a disposizione, conclude, per chiarire qualsiasi dubbio in merito. Ed ora la proposta provocatoria del presidente della sezione trevigiana di Italia Nostra, Romeo Scarpa, contro la cessione agli stranieri delle ville venete. Dice: trasformiamole in centri commerciali. Sentiamo. Centri commerciali all'interno delle ville venete. La proposta, che più di qualcuno ha già definito indecente, arriva dal presidente trevigiano di Italia Nostra. Provocazione o proposta? Un po' certamente è provocazione, nel senso che anche per la mia associazione a livello nazionale non è proprio così digeribile, però un po' anche proposta, nel senso che storicamente i fondaci, le ville, sono sempre stati il centro della vita dei paesi. L'idea è di per sé semplice e nasce dalla vendita di Villa Emo agli stranieri. Guardiamo Villa Emo, c'è uno spazio centrale che è sicuramente uno spazio di rappresentanza, dove per esempio un mio amico di Dosson ha fatto un concerto bellissimo, c'è un'acustica, ma ci sono degli spazi che sono le barchesse, dove teneva i carri, cioè dove c'erano le granaglie, dove già c'era una vita fatta di cose minute. Commercio che reggerebbe i costi di gestione e manutenzione dei complessi storici e contemporaneamente, secondo Scarpa, eleverebbe prodotti e clienti. Potrebbe essere una bella sfida per le associazioni come Italia Nostra, per la soprintendenza e anche per gli imprenditori, avere dei nuovi centri commerciali che siano completamente diversi dalle schifezze che ci sono in giro adesso, che sono sostanzialmente dei contenitori di scaffali, in cui tendenzialmente la maggior parte delle persone si deprime, deve andare a comprare delle cose, va in velocità, ma non è che ne esca felice. Se uno potesse andare a fare la spesa in un bel posto dove magari si rivitalizza anche il centro storico e le nostre tradizioni, avremo prima le ville venete piuttosto che prima gli italiani, ma sarebbe bello. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Riso. Eccoci in onda nuovamente con l'edizione trevigiana dei nostri TG. Terraglio Est, non si placano le polemiche dopo il tavolo tecnico di 3 giorni fa in Regione, opposizioni all'attacco. Il sindaco Conte faccia molta attenzione alle scelte che sta per prendere. Si fanno aspri i toni sul completamento del Terraglio Est. Non sono piaciute al Partito Democratico le novità emerse dal tavolo tecnico tenutosi in settimana in Regione. Lo spauracchio di una rotatoria a raso all'intersezione tra via Sant'Antonino e la Jesolana, dove era stato prospettato un tunnel, mette in allarme forze politiche di opposizione e cittadini. Il sindaco Conte aveva garantito che avrebbe tutelato l'ambiente, quindi rispetto per l'impatto ambientale, immaginando un tunnel sotterraneo per l'attraversamento del quartiere. Adesso i soldi non ci sono ed è una bella cosa questa dei soldi che mancano, perché quando i soldi c'erano, a detta dell'ex presidente della provincia Muraro, l'allora sindaco Gobbo e il consigliere Zampese non hanno voluto fare il Terraglio Est. Adesso che invece i soldi mancano, anche perché evidentemente impegnati altrove, ora si propone una soluzione devastante e antiambientale e pericolosa anche per un quartiere come Sant'Antonino. Dal comune smentiscono l'ipotesi rotatoria. In mancanza di soldi per un tunnel si ripiegherebbe piuttosto su un sottopasso con adeguate barriere antirumore attenuate da fasce alberate. Dal PD ribadiscono che un'alternativa a quest'opera
l'opera ci sarebbe, la liberalizzazione del tratto di A27 tra Treviso Nord e Treviso Sud, e che sul Terraglio Est le opposizioni non faranno sconti. Noi ci opporremo in tutti quanti i modi, personalmente dal 90, da quando ero consigliere di quartiere, che mi batto contro il Terraglio Est, conosco benissimo la zona anche perché vi abito, e davvero è devastante la proposta che intendono realizzare. Invitiamo il sindaco Conte a venire a Sant'Antonino a confrontarsi con i cittadini, che sono molti e che sono molto arrabbiati con lui e con l'assessore Zampese. Cuccioli di bulldog importati dalla Romania, scoperti dalla polizia dentro un furgone, denunciati conducente ed acquirente delle bestiole. Erano rinchiusi in 2 scatole di plastica coperte con del filo di ferro, ammassate tra altre merci all'interno di un furgone. Questi splendidi cuccioli di bulldog francese, 3 neri e 2 fulvi, sono stati salvati dai poliziotti delle volanti impegnati questa mattina in un controllo del territorio. In via Podgora a Treviso gli agenti sono stati insospettiti dal furgone che viaggiava a forte velocità. Il mezzo è stato fermato, i 6 occupanti identificati. L'autista, un 30enne romeno con diversi precedenti di polizia, è stato invitato ad aprire il retro del mezzo dove erano accatastati bagagli, scatole e sacchetti, ad attirare i poliziotti i guaiti provenienti dai 2 scatoloni. Dentro i cuccioli in pessime condizioni igieniche. I 5 bulldog posti sotto sequestro sono stati quindi portati da un veterinario e poi affidati al canile di Treviso in attesa delle decisioni della magistratura. Nel frattempo è stato rintracciato dalla polizia anche l'acquirente dei 5 cuccioli, un romeno di 25 anni. Sia il trasportatore che l'acquirente sono stati denunciati per abbandono di animali. Ed ora la storia di Anna e Adriano, la coppia che nelle scorse settimane ha tagliato il traguardo di 50 anni di matrimonio, nozze d'oro, pensando all'appello di solidarietà per la montagna ferita. Sentiamo. Già il fatto che Anna e Adriano, la coppia che state vedendo, abbiano festeggiato i 50 anni di matrimonio è un fatto rilevante in questi tempi di divorzi e separazioni. Ma la vera notizia è che per la festa di anniversario abbiano chiesto agli invitati non regali, ma, come cita questo cartellino, abbinato alla partecipazione, un'offerta per i territori del Bellunese colpiti dal disastro ambientale di fine ottobre. Anna e Adriano appartengono alla grande famiglia dei Luna Park e, seppur avendo base a Nervesa, la montagna veneta la conoscono davvero molto bene. Il territorio l'abbiamo dentro perché il nostro paese non è uno, è tutto il nostro giro di fiere e sagre che facciamo durante l'anno, facciamo diciamo di tutti i paesi. Conoscendo e amando queste terre, inevitabile il colpo al cuore vedendo quello che era successo a fine ottobre. Ma vederlo proprio di persona è una cosa che tocca proprio dentro, allora abbiamo deciso, se potevamo dare anche qualcosa di più. Così il 6 dicembre, come testimoniano le immagini dell'album per l'anniversario, in tanti hanno partecipato alla festa che alla fine ha raccolto oltre 2.000 euro, somma che l'altro giorno Adriano con figlio e nipote hanno consegnato nelle mani del governatore Luca Zaia. Zaia l'ho visto subito, non meravigliato, contento, sorpreso di aver preso, non so, un'idea del genere che a dire il vero non se l'aspettava nessuno. E neanche gli invitati, niente, perché i complimenti li ho ricevuti anche da chi è venuto a far festa con noi altri. Certi hanno fatto il presente lo stesso facendo l'offerta, sinceramente, e devo ringraziarli tutti quanti, insomma. Ringraziamenti dagli sposi e ringraziamenti del governatore per l'ennesimo gesto dei Veneti per il Veneto. Una solidarietà che è di casa in famiglia Rossi, che qualche anno fa non ha esitato ad aiutare anche l'Abruzzo. Abbiamo fatto questa donazione di una nostra abitazione viaggiante e in pratica l'abbiamo donata a Norcia per i terremotati. Esempi concreti di solidarietà che sono anche lezioni di vita per le giovani generazioni. Perché lo sentivano nel cuore che la gente del Bellunese, che loro hanno vissuto tanto tempo là, aveva del bisogno da loro. La voglia di rifarla ancora, magari qualche altra volta, qualcosa del genere. Ed era l'ultimo servizio da Treviso, grazie per essere stati con noi, ci salutiamo come sempre con le previsioni del tempo. Arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Vacil di Breda, Treviso.
Ben ritrovati al meteo. Prevale ancora un tempo in prevalenza instabile. Nel dettaglio sul Veneto sarà ancora una giornata incerta. Il cielo infatti si presenterà spesso nuvoloso e coperto con qualche pioggia a carattere sparso ma piuttosto frequente, alternata comunque a qualche pausa maggiormente asciutta e soleggiata. Temperature minime comprese tra i 5 e 8 gradi, massime comprese tra gli 8 e 11 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà l'instabilità a dominare. Anche sulla nostra regione infatti non mancherà qualche precipitazione sparsa e localmente anche di moderata intensità. Migliorerà via via entro la nottata. Temperature minime comprese tra i 7 e 8 gradi, massime comprese tra i 10 e 11 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Sarà una domenica all'insegna ancora di locali nevicate, anche corpose specie sull'Alto Adige e sui settori alpini di confine. La tendenza sarà un generale miglioramento entro le ore serali. Temperature minime comprese tra gli 0 e 3 gradi, massime oscillanti tra i 6 e i 7 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Vacil di Breda, Treviso.